Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. A causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche, Trenitalia ha deciso di dare lo stop a tutti i treni regionali Venezia-Trieste. Disagi sulla linea del Veneto orientale in varie tratte, tra cui la Portogruaro-Casarsa e la Portogruaro-Trieste. I collegamenti ferroviari nel Veneto orientale sono assicurati tramite i regionali Portogruaro-Venezia, mentre risultano già cancellati tutti i regionali veloci Venezia-Trieste e viceversa, con notevoli disagi per l'utenza del Veneto orientale costretta a usare solo i regionali Venezia-Portogruaro. Per i treni in lunga percorrenza in arrivo oltre le 12 nel territorio interessato saranno previste limitazioni di percorso. Anche l'azienda di trasporto del Veneto orientale ATVO ha sospeso dalle 12 di oggi tutti i collegamenti bus dal Veneto orientale verso il Friuli. Operano invece regolarmente i servizi bus nel territorio veneto. Lo riporta la città metropolitana di Venezia attraverso i suoi canali social. Pesanti le ripercussioni del maltempo anche sulla costa. A Jesolo in particolare la zona più seriamente danneggiata è quella della Pineta, tra Piazza Torino e Piazza Europa. Sono state portate via le dune ed è stata danneggiata anche parte della passeggiata. Le dune saranno ripristinate. In comune accordo con l'amministrazione comunale cercheremo di trovare la sabbia necessaria. Le dune sono necessarie per la difesa e salvaguardia di territorio e infrastrutture, come ha dichiarato Antonio Facco, presidente Federconsorzi Arenili Jesolo, al termine del sopralluogo effettuato in data odierna. Cambiamo argomento. Dalla sensibilizzazione su malattie come il diabete e il tumore al polmone all'adesione alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Chioggia nel mese di novembre ha scelto di impegnarsi concretamente su alcune delle tematiche più sentite dalla collettività e lo farà anche visivamente illuminando la facciata del Palazzo Municipale. A partire dalla sera del 4 novembre, quando, in occasione della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, del combattente e del decorato al valor militare, il municipio assumerà il verde, bianco e rosso, i colori della nostra bandiera. E sono proseguite questa mattina sul territorio comunale di Venezia le cerimonie di commemorazione dei defunti e dei caduti di tutte le guerre. Al cimitero di San Michele a Venezia si è tenuta la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti del riquadro militare, a cura del comune, della prefettura e del presidio delle forze armate di Venezia. Sono state deposte corone anche presso la lapide dei dispersi in Russia, l'ossario dei caduti in guerra, il Famedio Vittime Civili in guerra, la cappella dei Benemeriti, l'ossario comune e il reparto martiri della libertà. A questo momento è seguita la messa officiata dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia in suffragio dei defunti. Le celebrazioni si sono spostate poi al Lido di Venezia, dove in via Gallo c'è stata la deposizione di una corona d'alloro sul cippo ai caduti. Di qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.